È già collegato con noi da Mestre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Grazie sindaco per aver accettato il nostro invito. Saremo con lei per un buon tratto del nostro telegiornale. Cominciamo da qui. Direi che se anche Giorgia Meloni spinge perché il reato d'abuso d'ufficio vada rivisto è un buon segnale. È quello che in qualche modo vi lega le mani, no? L'abuso d'ufficio per i sindaci, insomma, è come l'aglio per i vampiri. Sto usando un'espressione, una metafora forse sbagliata, ma è così. No, diciamo allora, sicuramente è bene questa cosa perché in effetti ci sono stati degli episodi abbastanza incredibili, no? Un sindaco è stato indagato soltanto perché un bambino si è schiacciato un dito sulla porta dell'asilo, cioè che cosa c'entrava il sindaco, no? Però voglio dire, io non ho mai avuto questi problemi, non ho neanche in mente di doverli avere, penso ci voglia sempre anche molto buon senso, per cui se questa norma in qualche modo danno delle protezioni in più ai sindaci, benissimo. Dopodiché dico ai cittadini, comunque la maggior parte, noi non abbiamo paura, io ho firmato tutti gli atti che devo firmare, assumendomi la responsabilità più completa e non ho nessuna paura. Ho fatto un partito che si chiama Coraggio, figuriate se ho paura. Dopodiché, siccome qua tutti hanno tutele, no? Parlamentari hanno l'immunità eccetera, gli unici che non hanno nessuna immunità sono i sindaci in mezzo ai cittadini. Posso dire, io me ne faccio anche un vanto, sono anche contento. Se modificano la norma sarebbe meglio, perché in effetti c'è anche tutto un discorso di comunicazione, perché spesso succede poi il grande titolo, uomo accusato che ha fatto questo, le peggiori nefandezze, poi vai a fare il processo, stai anni nel processo, ti rovini la vita, tu, tutti i tuoi familiari, i tuoi amici, e poi viene fuori che non hai fatto niente. Questo si chiama garantismo e questo è giusto certo. perseguirlo, per cui brava Meloni, brava Giorgia, a avere il coraggio di fare qualcosa, perché qua tutti lo dicevano, guarda caso però lo deve fare lei, ancora una volta una donna. Per cui viva Giorgia Meloni, bene che cambi, ma comunque noi sindaci paura non ne abbiamo. Paura non ne hanno i sindaci. Paolo Guzzanti, anche perché come diceva Don Abbondio, il coraggio uno non è che se lo può dare, e viva Brugnaro che ce l'ha e viva i sindaci che ce l'hanno. Lo diceva anche Andreotti, se non hai coraggio non te lo puoi dare. Ma certo, e qui c'è, vedi, mentre vedevamo questa cosa sui sindaci, pensavo a tutte le altre nefandezze, comprese le leggi, il codice rosso di cui parlava l'avvocato che prima abbiamo intervistato. In Italia tutto quanto è una sfida coraggiosa alle norme farraginose, alla burocrazia, che non è solo colpa dei burocrati, sono proprio i meccanismi, la mentalità. Ci vorrebbe una vera rivoluzione culturale, che però non si può fare in 448, ma non fare niente è anche un grave errore, e qui siamo di fronte a un primo passo, e questo è un altro dato positivo. Certo, i primi passi poi devono seguire i secondi e i terzi, altrimenti resta così le belle statuine. Comunque il governo ha dato un segnale importante, i sindaci lo accolgono, complimenti anche a Brugnaro per la vittoria sull'Acqua Alta, che è una cosa che... E infatti caro Paolo, il sindaco Brugnaro non è qui per caso. Ma prima mi scusi, ma prima di passare all'Acqua Alta, solo una cosa dico, ma pensate agli imprenditori. Io sono imprenditore prima di essere sindaco, noi non siamo tutelati da niente, andiamo con una bottiglia di prosecco spesso a fare marketing in giro per il mondo. Lo Stato italiano deve cominciare a battere un colpo per difendere i suoi capitani coraggiosi, che sono gli imprenditori, prima di tutto loro, sono loro che sono i più esposti. Io so perché non ho paura, perché da imprenditore ne avrei avute molto di più. Noi guardiamo sempre lo Stato dalla canna del fucile, questo è il problema. Adesso dobbiamo cambiare, non solo per i sindaci, ma per tutte le persone che fanno qualcosa in Italia. Sono quelli i nostri eroi che vanno difesi. La tutela, le scorte vanno messe ai grandi imprenditori italiani, questi sono. Chiarissimo sindaco, parliamo del Mose che ha salvato Venezia. Il Mose, tanto contestato negli anni, voluto, eccolo qua, era il 2003 dal governo presieduto da Silvio Berlusconi. Una delle più grandi opere dell'ingegneria italiana a difesa di Venezia ha un suo inizio, il 14 maggio 2003.
Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, che ha fortemente voluto il sistema integrato di dighe mobili, il MOSE, posa la prima pietra di un gigantesco lavoro. L'ex premier si occupa in prima persona della sua realizzazione nel confronto con i comitati di esperti attraverso quella che vuole essere una decisione politica volta a cambiare il volto del paese. Perché il MOSE, che fermerà l'Acqua Alta, rientra in quel piano di grandi opere volute e realizzate dal governo di centrodestra per la modernizzazione del paese, e quel giorno Venezia festeggia. La benedizione da parte del cardinale Scola, l'inizio di un lavoro imponente. Dirà in seguito Berlusconi premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Io mi ricordo quando sono venuto qualche tempo fa a Venezia a fare la posa della prima pietra, che si disse da parte di molti che avevamo messo una pietra e che tutto era finito lì. Bene, oggi basta guardare le opere che sono state già realizzate, tutte le banchine, i bacini di navigazione. Ci sono veramente delle opere che sono già di per sé come mole impressionanti. Berlusconi tornerà a Venezia nel 2019 e di lì ancora il suo appello, il suo monito per fermare l'Acqua Alta. Arrivati alla fine di questo percorso non ci si debba più assolutamente fermare, si debba procedere con massima della velocità e dotare Venezia di un'arma di difesa dall'acqua alta che io sono dentro di me sicuro che sarà assolutamente efficace. E funzionerà. I caffè storici di Piazza San Marco erano i primi ad essere allagati, no? Quando c'era l'acqua alta. Sì, diciamo che il 12 novembre del 2019 è stata una nottata molto tragica. E noi a ricordo abbiamo messo anche una targa, come potete vedere il livello dell'acqua dov'era. Diciamo che l'altro giorno si rischiava che potesse essere anche peggio del 2019, ma fortunatamente il MOSE ci ha salvato, ci sta salvando. Per 4 giorni consecutivi le barriere del MOSE hanno salvato Venezia dall'acqua alta. Sollevare le paratie alle bocche di porto è costato quasi €1 milione, ma i danni provocati dall'alta marea sarebbero stati molto più elevati. Basti pensare che quelli del novembre 2019 sono stati quantificati in €250 milioni. Dopo tanto ben venga il MOSE, per fortuna c'è. È un grandissimo risultato, una grande soddisfazione, si assapora un po' di serenità. Venezia genera 3 miliardi e 80 milioni di PIL turistico ogni anno, vederla appunto fruibile significa vedere persone che vengono, che consumano, che girano, e in questa maniera si salvaguarda proprio il tessuto sociale e produttivo di questa città. Se Venezia rimane all'asciutto ne guadagna anche il mercato immobiliare. Uno studio di Banca Italia ha evidenziato che il valore degli appartamenti al pian terreno nelle zone più basse a città è già aumentato del 7%. Il grande spopolamento di Venezia è iniziata con la grande acqua alta del 1966, quando sono stati vietati, è stato vietato vivere piano terra sostanzialmente. Adesso con questo MOSE cambia tutto, e anche vivere a piano terra diventa fattibile, per cui lo trovo una cosa assolutamente positiva anche sotto l'aspetto urbanistico. Sindaco Brugnaro, che dire, questa è una vittoria, quella del MOSE, contro il partito che purtroppo in Italia c'è, il partito del no ideologico alle grandi opere, a quelle che possono cambiare il corso della storia. In questo caso il MOSE ha un effetto veramente clamoroso su Venezia. Guardi, siamo veramente entusiasti perché dimostriamo al mondo intero che l'Italia, l'ingegneria italiana, la tecnica italiana è la prima in assoluto al mondo. Ci stanno chiamando città proprio da ogni dove per capire come abbiamo fatto, come sta funzionando la cosa. Voglio però, mi permetta di ricordare e di ringraziare il Presidente Silvio Berlusconi, perché l'avete già fatto voi, avete ricordato che è proprio sotto la sua presidenza che si è avviata l'opera, ma voglio anche ringraziarlo perché nel 2019, quando io l'ho chiamato, lui è venuto in mezzo all'acqua insieme a me per vedere il disastro di quella situazione. E per cui un grande omaggio a Silvio Berlusconi va fatto,
lo faccio davvero di cuore perché è un uomo di grande è un imprenditore, di fatto lui è un imprenditore. Sì, Questo è un grande quello che l'Italia imprenditore. deve capire. Dobbiamo fare le cose e contro tutta la gente che ha paura, genera paura e spesso genera rancore, senza avere mai proposte, soltanto bloccare le cose. Abbiamo sconfitto il partito del no nei fatti e alla gente dico guardate i fatti nella vita, i fatti. E allora a questo proposito non mi piace tirare per la giacchetta nessuno, ma cosa risponde, se vuole rispondere? Io ho trovato un'intervista all'ex sindaco di Venezia Cacciari che ancora nell'aprile del 2021 diceva il Mose è lo scandalo mondiale sulle opere pubbliche. Hanno già risposto i cittadini votandomi ancora quella volta. Penso che il partito del no poi condiziona, no? La paura genera paura e per cui è probabile che anche i politici a quel tempo siano stati coinvolti. Non era certamente l'unico a avere dubbi, c'è gente che aveva gli striscioni grandi come una casa. Ancora qualche anno fa c'era un comitato che diceva Brugnaro dimettiti perché io ho cominciato a insistere per finire il Mose e ci ho messo tutto me stesso per chiuderlo e ce l'abbiamo fatta e adesso dobbiamo imparare a fare tutto il resto, scavare i canali, le navi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti i lavoratori, a tutte le persone che hanno lavorato in questi anni in silenzio prendendo offese da tutti e grazie a tutte quelle persone abbiamo salvato Venezia anche durante l'acqua grande. La gente che vuole fare, che è trasversale, che è di tutti. Volevo un commento veloce anche da Paolo Guzzanti. Paolo. Ma velocemente devo dire che la destra, intesa come la politica del fare, è la vera sinistra. Vi ricordate quando le sinistre dicevano noi siamo i progressisti, quelli che vogliono il progresso? Beh, eccolo qua, il progresso arriva con il Mose, arriva con il ponte sullo stretto di Messina, arriva con la TAV, arriva con le ricerche di tutte le energie che sono nei mari e che non sono state prese per il partito del no. Quindi devo dire che oggi quella che si chiamava la destra occupa persino lo spazio della sinistra. Questo è un dato di fatto realistico sul quale farebbero bene quelli del no a pensare molto molto profondamente e cambiare completamente linea. Comunque molto bene questo successo di Berlusconi e del suo partito del fare. Vediamo se si riesce a trovare una soluzione anche per il problema dei writers che imbrattano chiese, imbrattano monumenti. Succede anche a Venezia, vediamo il servizio però. L'ultima frontiera si chiama Throw Up, parliamo di scritte grandi, alte almeno 1,60 m, molto colorate, difficilissime da rimuovere. L'allarme parte da Milano, dove vandali, writer o imbrattatori, chiamateli come volete, ora non si fermano più nemmeno davanti alle facciate delle chiese. 40 su 165 sono state imbrattate. A lanciare l'allarme sulla nuova deriva vandalica è il coordinamento dei comitati milanesi che ha censito chiese, basiliche e oratori. Nell'ultimo anno c'è una forte recrudescenza del fenomeno, una forte impennata delle scritte vandaliche, con queste modalità anche molto invasive di grosse scritte, di forti cromie, quindi difficili anche da cancellare. Ha preso parecchio, poi questa pietra è un po' bucata, c'è anche la vernice dentro, porosa, per cui abbiamo faticato parecchio per pulire questo lato. È un danno fatto alla comunità, una mancanza di rispetto. Come fermarli? Negli ultimi anni il Comune di Milano ha messo a disposizione dei writer dei muri liberi dove è possibile realizzare delle tag senza incappare nel reato di imbrattamento punito dall'articolo 639 del Codice Penale con multe fino a 1.000 euro. Nonostante questo le chiese continuano a venire imbrattate e colpite e il contrasto al fenomeno da parte di Procura, ATM e Vigili si è molto affievolito. Siamo veramente preoccupati di questa deriva e speriamo che ci sia una risposta da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine, una presa di posizione su questo fenomeno. Per quanto resterà pulito questo? No, per poco, come tutte le mura di Milano, per pochissimo. La vigilanza è direttamente proporzionale poi agli effetti sui muri delle case. Va bene quando non ci sono bestemmie e parolacce. Questo è il muro della Basilica di San Lorenzo. Siamo in Piazza Vetra, nel cuore della movida milanese, e dove c'è la recinzione invece gli imbrattatori non sono riusciti ad arrivare, ma hanno lasciato comunque un ricordino. Allora, è un problema di tutte le città, questo è più visibile, più grave nelle città d'arte come Venezia, ce ne siamo occupati qualche giorno fa, ce ne siamo occupati a maggio, sindaco, quando è stato sfregiato il Redentore, eccolo qua. Allora, che si può fare, sindaco Brugnaro? Le dico cosa abbiamo fatto noi.
Allora, una volta 2 ragazzi che abbiamo individuati, arrestati, erano 2 ragazzi tra l'altro di un istituto di grafica, hanno imbrattato i leoncini di Piazza San Marco, li abbiamo presi, arrestati, davanti a tutti hanno chiesto scusa. Questo, l'immagine del Redentore, che per noi è una chiesa sacra ovviamente, lo hanno fatto di notte con i passamontagna, per cui con le telecamere non riuscivamo a trovare chi erano. Li abbiamo inseguiti con tutte le telecamere della città finché li ho individuati. Siamo andati a fare la perquisizione a casa, li abbiamo arrestati, li abbiamo denunciati e gli abbiamo dato una multa salatissima. Per cui da noi questa roba qua, lo dico a chi pensa di fare robe del genere, guardate che noi li becchiamo tutti e li prendiamo tutti, oltre che a pulire, li puniamo e questo è importante, dobbiamo continuare a lavorare senza mollare mai. Questi non sono writer, sono vandali, schifosissime persone che non meritano niente, non si possono imbrattare i monumenti, sono un valore per tutti, di civiltà, dobbiamo difendere la civiltà per tutti, per le persone più deboli. Dobbiamo semplicemente fare la difesa di tutta la città, dobbiamo farla e la facciamo. Grande Sindaco Brugnaro, io la saluto, la ringrazio, l'aspetto ancora e presto qui nel nostro telegiornale al TG4, le auguro buon lavoro.